Siamo in compagnia del critico d'arte Giorgio Pilla. Che cosa ci può dire dell'arte di Trabuio e della sua corrente artistica? Parlare di corrente forse non è correttissimo, perché Trabuio ha inventato il trasvisismo, ma non ha inventato una corrente, perché la cosa è differente. Bisognerebbe che questo tipo di pittura prendesse piede tra altri artisti, il che significherebbe un po' alterare quasi in un certo senso l'idea di Trabuio, la pittura di Trabuio. Quindi il trasvisismo è qualcosa che gli appartiene a tutto tondo e che penso continuerà ad appartenergli, nel senso che, ripeto e ribadisco, portarlo a mani altrui significherebbe in qualche maniera travisarlo. Quali sono poi le innovazioni che porta nell'arte? Come innovazione diciamo che nei tempi in cui viviamo innovare l'arte è quanto mai difficile, è una cosa praticamente impossibile, ed in questo Trabuio ha veramente realizzato qualcosa di straordinario, cioè nei tempi in cui si dipinge e si cerca di trovare qualcosa di nuovo disperatamente, con ansia, perché i pittori sembra che innanzitutto debbano trovare delle nuove materie, dei nuovi modi di dipingere, di scolpire. Trabuio semplicemente ha fatto un'operazione che si basa sulla tradizione coniugata al modernismo. Cioè, il trasvisismo cosa dice? Dice vedere per non vedere e poi vedere. Nel senso che, come in questo quadro, di primo acchito noi abbiamo una soluzione quasi velatoria che nasconde il fondo, e quindi è la prima parte, vedere per non vedere e poi vedere. Cosa significa? Significa semplicemente che, ben osservando il quadro, piano piano verrà fuori il sottofondo. Ecco, qui c'è il San Giorgio, l'isola di San Giorgio a Venezia, con tutte le sue meravigliose innovazioni architettoniche del Palladio, che Trabuio ha voluto quasi di prima maniera nascondere, quasi come un velo, quasi come una maniera per dire: ma io vi offro un'opera d'arte, ma la dovete scoprire voi. E difatti è così, bisogna mettersi di fronte, guardarlo, riguardarlo e quindi rivedere per poi vedere, come recita il trasvisismo, e piano piano vedremo sollevarsi quasi questo velo e riusciremo a captare la bellezza del dipinto che sta sotto, quasi due dipinti in uno che si fanno collocazione vicendevole, perché potrebbe già essere un bellissimo quadro astratto questa parte qua, questo sfarfallio, questo movimento, questa dinamicità, e poi sotto il fattore non più dinamico ma statico dell'isola, della chiesa, del campanile. Lui è riuscito in tutto questo coniugare, come dicevo, e far sì che le due cose potessero convivere e darci delle emozioni prima differenziate e poi piano piano coagulate assieme per darci degli stati d'animo particolari. Oggi tra l'altro la mostra si inaugura in un posto un po' particolare, una casa di riposo. Possiamo parlare anche di arte a livello curativo? Certamente, come tutta l'arte, non parliamo solo di questo quadro o dei quadri di Trabuio, possiamo parlare in generale dell'arte come metodo curativo per i disabili psichici, diciamo. È una cosa che ormai si fa da anni, è stata portata avanti da grandi professori, da grandi specialisti, diciamo così. Per cui io ritengo che guardare un'opera d'arte, in senso generale, può essere una bella scultura, un'incisione, un quadro, una pittura, un acquerello, una visione astratta o concreta o figurativa, sia curativa per l'anima, per lo spirito, ma anche per il corpo di chi ha bisogno di essere curato.